lavorare. Non bevi. Dov'è il sole? Ma dov'è il sole? Ma dov'è il sole? No, non ci esce il sole, ci va il giorno, no? Mio zio Teno era nato nel 1905, era mio santro. I miei cugini lo chiamavano zio, l'ho chiamato anch'io zio, ma era santro di battesimo. E noi, mio papà e lui, avevano la bottega insieme. Lui nella bottega dove lavorava, il stanzone dove lavorava lui, ormai lui del 58 aveva già 53 anni in sostanza, no? E dopo piano piano ha cominciato dalla casa paterna, ha portato il museo in bottega. Mezza bottega era il presepio e mezza era il banco, il falegname, il bandon per riscaldare, perché l'inverno qua fa freddo, e ingrandiva ogni anno di più, di più, di più. Allora, io avevo un amico, anzi, perché abbiamo detto, perché non si può fare anche semovibile, che le persone possono... E ho cominciato a pensare. Io ho conosciuto un orologiaio di Udine, Renzo, mi sfugge il cognome, che era bravissimo. Allora gli ho ordinato anche lui di fare certe cose meccaniche. E infatti per quello adesso è in quel modo lì, che adesso è dalla bottega paterna che avevamo fatto, è stato trasportato nella casa paterna proprio. Tutto gli si muove, vedi? Perché lui si andava al museo Tommaso, l'ho portato anch'io, a vedere, e si copiava e dopo riportava in scala reale a casa l'oggetto, no? Allora mio zio Teno ha voluto identificare il presepio che ha costruito nella sua casa, dopo in bottega, dopo in famiglia e dopo adesso in mostra, proprio la realtà dei paesi, della nostra gente, della gente carica in generale, perché non si faceva distinzione tra un paese e l'altro. Lui portava tutti gli accorgimenti in modo di creare un paese universale, diciamo, carico. Vengono molte scolaresche anche e visitatori stranieri di ogni, perché è nella sua semplicità è la realtà di quel mondo, di quell'epoca. E infatti anche i bambini di adesso rimangono stupiti nel vedere il processo, pur con la tecnologia di oggi, che è tutto come l'attività e via dicendo, però c'è un afflusso di gente, specialmente d'estate e a Natale, enorme. Per esempio, che ha costruito lui negli anni, in 30 anni della sua vita, ha mosso tutta la Carnia, tutto il Friuli. Neanche si immaginava che la sua iniziativa avrebbe portato a così grande iniziativa
si può dire mondiale, perché Sutrio ha costruito il presepe che è nato nella piazza del Vaticano. Sono dovuta andare a dormire in una mangiatoia, perché nessuno c'aveva una casina come quella che dove ci hai ospitato tutti i tuoi nonni. Quindi vedi, sono in una mangiatoia dove c'è zio. Con questa iniziativa devo dire, augurare a tutti noi, a tutti quelli che mi sentono, un buon Natale e un buon principio dell'anno. Bravissimo, bravo. Sì? Sì.